Scatman's World. Bene ragazzi, ciao a tutti, come del veneziano, vai di Bahrain, sono tappa del mondiale, Fio ottavi in griglia, Fio l'altro anno ho vinto con la McLaren, sto anno non lo so, sta Ferrari non gira. Pensavo di fare le qualificazioni migliori, ero quarto fino agli ultimi 2 minuti, poi sprofondo all'ottavo posto. Chiaramente previsto sole, Fio l'obiettivo comunque è il podio, perché Bahrain è una gara molto favorevole. Andiamo ragazzi, comunque questa è la dimostrazione Fio che le carriere del Comendone sono così, l'altro anno ho vinto, sto anno chissà, cioè ogni gara è a sé, c'è poco da fare. Tutto imprevedibile, la carriera comendiana. Vai Fioi! Frena, porco, frena. Attenzione, la Renault sta andando veramente bene, Ma, no! Mamma mia! Ho rischiato l'inverosimile, ma è andata no alla grande. Da più! Staccatona della vita, ma purtroppo Massa mantiene la posizione. Abippo Massa! No, che cazzo sto combinando? Un attimo di panico. Dai, comandino. Comunque sono così casato, ragazzi, perché sto giocando a Motor Manager. Motorsport Manager, è una roba, è un gioco devastante. Sorpasso, degno del miglior Cume nei tempi d'oro. E c'è il Bibitarus, Fioi, c'è il Bibitarus. Sarà un mondiale duro, Fioi. E lo sviluppo è importante, però sarà lento, Fiori, sarà lento, e comunque quando c'è la macchina al massimo, lo sapete, basta una curva sbagliata, un errore, sei fuori, ritirato. Quindi ripeto, i 3 mondiali che mi sono prefissato per eguagliare almeno Ayrton saranno durissima. E poi un mondiale ne posso vincere 20, 21 su 21, per dire, non è così impossibile, e un mondiale perderle anche tutte. E questo solo il Cume lo fa perché è un pazzo. Però vedi già affetto mi sta andando via merda. Niente, cioè, non siamo competitivi. Mi trovavo molto meglio con la McLaren. Sta Ferrari è scorbutica, è stronza, è una macchina del cacchio per il momento. Ho bisogno di uno sviluppo massimale, Fioi. Mi tocca spingere più del dovuto e faccio errori. Non sono traiettorie pulitissime. Il Cume sta rischiando il Cume, ma non ha alternativa. Vettel non se ne deve andare, sono ancora tutti abbastanza là. Solo che un po' devo amministrare il carburante perché in Bahrain è difficile tutto, il consumo. Bisogna stare attenti a molti fattori qui in Bahrain. Vettel però un passo migliore, aveva la stessa macchina. Questo non mi piace. Qua l'ho presa un po' così. Dai, Cume, dai. Non devono scappare via. Giro record di Jorion. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa o preferisci attenerti al piano A? Adesso vediamo. Hanno autorizzato l'uso del DRS disponibile da adesso. Va bene. Vedi, Vettel comincia a perdere contatto. Seb. Niente, queste Ferrari sono così. Siamo da quinto posto in questo momento. Cioè, bisogna valutare cosa fare, quando cambiare le gomme e tutto quanto. C'è Palmer in testa comunque, ragazzi, è bruttissimo vedere la Renault prima e l'abbiamo sviluppata noi, porca troia. Questo non mi piace, al Cume non piace questo elemento. Però non perdo troppo, per il momento non perdo contatto.
Gara molto diversa dal Bahrain dello scorso anno, dove abbiamo portato a casa una vittoria sensazionale alla seconda gara in McLaren. Qua si soffre, raga, qua si soffre. Prova ancora Michelle a grassa, devo rischiare, fioi. Il sole sta tramontando. Qui in Bahrain Rosby fa il comando. Vedi. Dai, un bel incidente davanti, 3 macchine coinvolte. Dai, cazzo, dai, gufiamo. Stiamo recuperando. No! No, no, come no, sti errori, no. Stavo recuperando bene. Ma Cristo santo. Questo è un errore pesantissimo. Ero di una pesantezza disarmante, Dai. Stavo sfruttando veramente la bagarre davanti. Però non abbiamo perso tanto contatto. Dai, possiamo. Il podio lo possiamo prendere. Attenzione, yellow flag. Bandiera gialla. E Magnussen che sta un po' vaneggiando. Safety car. Safety car in pista e subito ai box. Subito ai box. E qui, no, devo andare ai box. Box, box, box. Ok. Siamo ai box, sfruttiamola adesso. Vai Kume. Vediamo se è la scelta giusta. Mamma mia, fioi, mamma mia, safety car così. Dobbiamo sfruttarla a nostro favore. Vai, vai, vai. Fanculo. No, aspetta. Andiamo pianino. Non consumiamo le gomme. E adesso dobbiamo assolutamente sperare che questa strategia sia azzeccata. Sono l'unico che è stato ai box. Siamo 16esimi. Vediamo. Ok, la safety è pronta a rientrare. Vai Kume. Siamo già 11esimi comunque perché tanti sono stati ai box. Anche Vettel e Rosberg mi sembra. O comunque una Mercedes. Vai, vai, vai. E attenzione, il Kume ne approfittarne. Questa safety car può essere una manna per il Kume. Siamo già quarti, cazzo, dobbiamo prendere il più possibile da Vettel and company. Questi ce li dobbiamo pappare tutti, fioi. Tutti i big sono entrati un giro dopo di me. E questa può essere una gran fortuna. Devo superarli tutti e tre, ma senza fare danni, chiaramente. Vai Kume. Mamma mia. Sorpasso al limite sfiorati. Ma nessun danno, solo sfiorati. Meno male. L'influenza comandiana è andata bene. Adesso c'è Nicolino Hülkenberg. iBox intanto. Sainz. E adesso dobbiamo fare giri da qualifica. È l'unico modo per dopo nel secondo pit stop stare davanti ai big. È l'unica chance, beh.
È l'unica chance. Siamo primi incredibilmente. Niente, le stagioni del Comendone sono così, non c'è niente da fare. Compenso il fatto di non giocare da super pro, però ripeto, mi accontento alla grandissima per il tempo che ho a rigiocare. Difficoltà leggenda comunque non è poco. Anzi, difficoltà comendiana, che è molto diverso. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Ma stai zitto. Al piano stabilito vuoi provare a cambio 4 secondi. Ragazzi, se voglio finire la gara devo mettere le medie. Questo è quanto. D'accordo, rientri ai Speriamo bene. questo giro. E con le soft non finiscono, li faccio 14 giri, neanche se vuoi. Neanche se vuoi li faccio. Dare gas. Con le medie è già più facile. Bella dura, ragazzi. Scusate per sbaglio, ho schiacciato 2 volte e ho tolto la registrazione. Comunque siamo appena usciti dai box sesti, quindi dai, non malissimo. Che cazzo di problemi ho al carburante? Oh cazzo, meno 22, miscela magra. Miscela magra subito, adesso è dura. Adesso non so cosa ho registrato o no, comunque devo stare con le standard per forza. Cioè con le standard, con le medie, perché sennò con 14 giri non li posso fare con le soft e sarà dura anche con le medie secondo me. E adesso mi tocca anche andare di miscela magra. Problemi per Hülkenberg, nessun ritiro, però solo una safety car per imbottigliamenti con Magnussen e con Madonna Fiori. E chi? L'altro non lo so, ragazzi, scusate, sono un attimo in crisi perché ho paura che la gara sia un attimo ricomplicata. Adesso vediamo se sei stato devo ottenere assolutamente, non posso più fare soste perché ho messo le medie. Se l'ho fatta sosta e ho messo le medie la gara è finita, io ve lo dico. Miscela standard. Ok, distacco dal pilota in testa 16,0 secondi. Ok, distanza dal compagno di scuderia 8,3 secondi. Guarda con le super soft. Mamma mia, che lotta con Palmer. Sarà durissima, ragazzi, sarà durissima. Perché dopo poi loro hanno, cioè i primi hanno le soft, hanno comunque le gomme più veloci. Forse devo mettere anch'io le medie prima. È che pensavo di mettere 2 soft, ma non ce l'ho fatta. Ho consumato troppo. Perché ho ancora una macchina che consuma, non ho gli sviluppi necessari. Non c'è niente da fare. Ok. E adesso vediamo il consumo qua. Non devo perdere, cioè devo stare sui 16-17 secondi dal primo. Bottas dovrebbe rientrare ai box entro pochi giri. Bottas ai box a breve. Bottas ai box, guadagni una posizione. No, non è così purtroppo, vabbè. Ricciardo ai box. Ricciardino ai box. 5 position. Devo essere bravo a tenere le gomme, cazzo, se no è finita, Non hai mai pensato di andare di media, ma invece... Il distacco dalla vettura che ti precede è 7,4 secondi. Very good, Kuma, ma very good. Cagata. Secondo la sua proiezione dovrete andare ai box al penultimo giro. Mamma mia, ragazzi, che gara, quanto si consuma in Bahrain.
Siamo già al 16%, Ne mancano 11 giri. Ma speriamo raga, speriamo. E che chi vive sperando muore cagando. Sto registrando comunque. Sì. Ragazzi, la strategia è anche giusta. Siamo primi, fioi. Siamo primi. Il problema è che dietro tutti con le soft. Il problema è che dietro c'è Gigione che è già arrivato. Non è, no, sì, Hamilton era. Ciao ragazzi, ciao. Questo è il leggerissimo problema della strategia. Forse era meglio mettere le medie, vabbè. Se riesco a tenere sti giri, poi anche le loro si consumano e quindi le prestazioni diminuiscono anche delle soft. Devo resistere in questi giri però. Ma Hamilton è bello. Incredibile, Magnussen fuori, ritirato e safety car, pazzesco. E questo è un grosso aiuto. E questo è un grossissimo aiuto per le gomme. Mamma mia, nei momenti topici mi sta andando sempre bene. Siamo nel corso del 25esimo giro su 29. Ok, rallenta. Delta negativo vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta, stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa o preferisci attenerti al piano alto? Devo tenere le gomme veramente al madonna, devo... No, 61% le gomme, fioi. Niente, sto gran premio proprio le ho consumate come un porco. Nonostante 2 safety car. Incredibile, incredibile questa gara. Ma cosa sono le carriere comediane? Mi esaltano anche a me, ve lo giuro, perché è pazzesco. Ebbene, perché arriva a pochi giri, chiaramente non finirò con la safety car, però almeno respiro. È anche vero che però sono tutte vicine. Quindi se perdo da... Se le gomme si distruggono, perdo tutte le posizioni. Bisogna valutare anche questo, ragazzi, Bisogna vedere se tutti riescono a compattarsi. Staremo a vedere, raga, staremo a vedere. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Mamma mia che gara, indecifrabile signori, indecifrable. Questa gara non l'avrei mai vinta senza queste cose, adesso sono a un passo, a 3 giri. Magnussen si è ritirato. Ripeto, se le gomme mi crollano in un giro, perdo anche la zona punti. Se resisto, vinco. Mamma mia, prevedo 3 giri da infarto. Sei vicino alla safety car. Dato che sei al comando non puoi sorpassarla. Eccola qua. Eccola qua. Seconda safety car di giornata. Molto bene. Dai raga. 2 laps per il sogno. La prima vittoria in Ferrari. Questa può essere la vittoria dell'astuzia nel primo pit stop con la safety car. Del cuore per, come si dice, respingere tutti gli attacchi di Hamilton con le soft e con io invece con le medie con una macchina inferiore. E della fortuna, perché sicuramente l'ultima safety car mi ha dato un vantaggio incredibile di salvare le gomme e tenerle ancora abbastanza buone per fare almeno 2 giri. Vediamo se queste 3 componenti portano come la prima successo in Ferrari. 2 laps remaining, nell'inglese di madrelingua. Vediamo se serve tanto cuore. Attenzione, sbavatura bruttissima. Sbavatura orrenda. Ho paura, ragazzi. Sono nervoso. Vorrei subito vincere in Ferrari. Le gomme sono andate ormai.
Ho le gomme distrutte e anche inferiori di mescola. Peggio di così non poteva andare. Però comunque, cioè, senza safety car sarei già a più dell'80%. Quindi avrei una foratura in corso. Il cuore, signori, il cuore. Devo stare anche attento agli incidenti. Mamma mia, dov'è Gigi? Mamma quanto è vicino Gigi. Mamma quanto è vicino Gigi. Mamma mia, Gigi Hamilton ci ha provato Gigi. La prima prova per Gigi. Signori, che mondiale, come siamo partiti. Già col botto, con colpi di scena uno dietro l'altro. E inizia l'ultimo giro e questo deve essere il final lap. Come andiamo, attenzione, lotta tra Massa e Hamilton. Massa supera Hamilton e questo è favorevole per noi. Questo è favorevole per noi. Lotta a 3, io me ne posso andare, non devo sbagliare. Potevo farle meglio, ho preso troppo il cordolo. Scusate ragazzi, sempre i momenti meno importuni suonano alla porta, Dio Cristo. Eccolo qua, ecco, si mi ha deconcentrato. Mi ha deconcentrato, Cristo di un Dio. Ma perché perdo la prima posizione? L'ho persa. Grazie, campanello di merda, grazie. È finita. Pazzesco, guarda, pazzesco. Ma va. Secondo posto amarissimo. Dio Cristo! Ma perché? Va bene, dai, va bene. Troppo forte Hamilton, ha fatto un miracolo. Comunque astuzia, cuore. Fortuna barra sfortuna. Primo podio in Ferrari per Veneziano. Bravo Kuma. Siamo secondi nel mondiale, però Hamilton 2 vittorie su 2 per il campione del mondo. Vaffanculo. Raga, un saluto al comandante veneziano, buon secondo posto. Peccato per quell'ultima parentesi.